Negozi aperti questa mattina in città per la ricorrenza di tutti i santi del 1° novembre, ma poca gente a fare shopping. Affari in calo per i commercianti di giocattoli. Va via via scemando infatti con il passare degli anni la tradizione di una volta che voleva i genitori o i nonni regalare ai bimbi i giocattoli per conto dei parenti defunti. Rispetto allo scorso anno i negozianti del settore hanno venduto tantissimi costumi e maschere della festa di Halloween. La festa di tutti i santi vuol dire anche golosità. Le pasticcerie, i panifici e i negozi specializzati in questo periodo registrano il pienone. In pochi rinunciano ad acquistare il cosiddetto pupo di zucchero, la frutta di Martorana, le paste di mandorla e i biscotti con vari sapori. Quest'ultima è un'usanza che va rispettata e non passerà mai di moda nonostante la crisi economica che colpisce le famiglie. In questo periodo qual è il dolce più gettonato, più richiesto, più venduto? In questo periodo solo un po' di dolci, sempre in occasione della festa dei defunti. Frutta martorana, biscotti in genere, rametti, reginella, un po' di tutto. Rispetto agli altri anni, quest'anno è aumentata la vendita dei dolci tipici? Allora, rispetto agli altri anni manteniamo la vendita solo per il motivo che noi proponiamo prodotti diciamo buoni, ma la crisi si sente, è molto, non così tanto che si sente alla TV, si sente proprio, si tocca con le mani. I genitori comprano ancora i pupetti di zucchero per i loro figli? Non sono i genitori che comprano, sono i nonni che comprano i pupetti, perché i genitori già, i bimbi vogliono altre cose, invece i nonni mantengono la tradizione. Il problema non è i dolci, il problema è la gente, perché è un momento di crisi che stiamo passando tutti, lo sappiamo. Noi ci difendiamo perché noi proponiamo alla gente molti dolci di molti generi, tipo i taralli di tanti gusti, la frutta di Martorana in diversi modi e in diverse forme e poi tanti pupetti di zucchero, che la tradizione non deve essere persa e noi la proponiamo alla gente proprio in questo modo, con i pupetti, con i tarallucci in maniera sempre tradizionale, però con un pizzico di modernità.